Gne, 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 gne. Mi son de qua e mi son de là. Capito mai giocato sto gioco qua? E si chiama Maria Orboe. Non so se lo sapevi, insomma, ma quando che si tanti giochi come quello che si chiama in italiano mosca cieca e invece in Veneto si chiama Maria Orboe. E, come se fa? Sapevi questa parola qua? No, non la sapevo neanche a me. E, e vuol dire che non so il veneto perché non so sta parola qua. Quando che affrontiamo una lingua e diciamo, ti non te se non te sai che parola ti non te conosci mia la lingua, siamo di dire una monada. Perché è impossibile, per definizione di lingua, che una persona conosce tutte le parole di questa lingua. E di conseguenza vuol dire che se noi non sappiamo cosa che sia giocare a Maria Orboea, o non abbiamo mai giocato, o in nega che abbiamo giocato la stessa roba, che abbiamo doparare lo stesso strumento, doparando però, quindi con lo stesso significato, doparando un significante magari c'è pa da un'altra lingua. Dunque, se sei dentro la stessa lingua sarà sinonimi. Se invece che viene da un'altra lingua, è un prestio, se un in prestito dell'italiano, la parola è mosca cieca. Va bene, ma serviva? No, a essere completamente inutile, sarebbe come chiamare con nome inglese, non si chiama come che sia in inglese, però a Maria Orboea, giocare a Maria Orboea o anche a Mariorba, Maria Orba, ecco, questo qua è forse quello più completo, vuol dire giocare a Mosca Cieca. E ora, non vi dico con cosa che ho coperto il schermo per fare questo scherzetto, insomma, avevo fatto un video muto, avevo fatto anche un video Maria Orboea, va bene? Con la nostra maratona andiamo avanti, anche con questi scherzetti qua che vi faccio ogni tanto, mi diverto come un boccia anche a me, e se vediamo domani, in cosa era l'episodio 76, e se vediamo domani con il 77, sì, giusto sì, va bene? Boh, ciao ciao ciao!